Benvenuti amici telespettatori, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TG13, lo sguardo alle principali notizie di quest'oggi. La cronaca in apertura. Francesco Stolfo, di 68 anni, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi a Savogna, nelle valli del Natisone. Sembra che l'uomo alla guida di un'automobile sia stato colto da malore e conseguentemente uscito di strada. Stolfo era molto conosciuto nella zona per via dell'attività di commercio di mobili che esercitava. Ancora a cronaca, questa volta da Trieste, in mattinata un piccolo incendio si è sviluppato nella ferriera di Servola, non ha interessato la linea produttiva. Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco accorsi sul posto. A Limenella, in provincia di Padova, un gruppo di malviventi nottetempo è riuscito a sradicare lo sportello bancomat dell'area di servizio autostradale lungo l'autostrada A4 in direzione Milano. Il bottino è di quasi 60.000 euro. Da Padova siamo a Venezia. Le violente grandinate e le forti piogge che hanno interessato la città di San Marco nei giorni scorsi hanno danneggiato seriamente due opere di Giambattista Tiepolo alla Galleria dell'Accademia. I danni, secondo gli esperti, sarebbero molto gravi. Il ministro dell'istruzione Giannini oggi in visita a Trieste ha partecipato ad una riunione su scienza e tecnologia. A margine dell'incontro ha dichiarato che occorre puntare su Trieste per costruire un'area di attrazione nel nord-est per giovani ricercatori. A Gorizia torna Gusti di Frontiera, kermesse enogastronomica in programma dal 25 al 28 settembre. E sempre a Gorizia, per venerdì prossimo 26 settembre, si svolgerà una manifestazione alle ore 14 contro la tendopoli allestita dalla Protezione Civile regionale che ospita i profughi afghani e pakistani. La manifestazione è organizzata dal centrodestra regionale. In chiusura gli spettacoli. Si apre questa sera la stagione 2014 e 15 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sarà inaugurata con il concerto evento della London Symphony Orchestra, diretta per la prima volta al Teatro Nuovo da Valery Gergiev. Bene, e con questa notizia si chiude anche l'appuntamento con l'informazione del TG13, l'appuntamento rinnovato alle prossime edizioni.